Vieni Quante, siamo in diretta con i nostri amici tifosi, allora raccontami la gioia di aver raggiunto la promozione. È una gioia indescrivibile, sono contentissimo perché è stato un percorso lungo, difficile, l'abbiamo spuntata noi perché siamo stati veramente grandi, dai. Adesso il meglio deve ancora venire, come recita la maglietta. Sì, è un progetto, sappiamo tutti che è un progetto importante, intanto ci godiamo questa bellissima festa con i nostri tifosi e pensiamo a divertirci e poi al futuro. Va bene, grazie Adrian in diretta. Allora, che festa, che emozione, finalmente possiamo gioire tutti insieme. È un'emozione enorme, immensa, non è stato facile perché dichiararsi sin dall'inizio, l'obiettivo dichiarare fin dall'inizio, poi sai che tutti giocano contro di te con un altro spirito, infatti si è visto, è stata dura, complimenti anche ai nostri concorrenti che ci hanno dato filo da torcere. E poi alla fine penso che giustamente abbiamo vinto noi perché abbiamo dimostrato di essere nell'arco del campionato più costanti degli altri, anche se abbiamo avuto un mesetto un po' così. E ci godiamoci questa vittoria e siamo stati grandissimi. Non è mai facile vincere, noi ce l'abbiamo fatta il primo anno subito. Perfetto, ti lasciamo direi Master Richello sotto quella parrucca. Allora, anche tu tra i giocatori inamovibili di questa Clivense, il tuo atteggiamento di dare sempre tutto dal primo all'ultimo minuto è stato apprezzatissimo dai tifosi. Finalmente adesso però si può festeggiare. Grazie a tutti. Grazie per i complimenti e comunque sì, finalmente dopo tutto quello che è successo l'anno che è stato, abbiamo avuto tantissime difficoltà, però alla fine abbiamo portato a casa, quindi adesso ci godiamo il meritato festeggiamento che aspettiamo da tanto tempo. Quando sei arrivato qua a inizio anno sentivi comunque le pressioni di dover vincere e come diceva anche il preside non è scontato poi rispettare queste pressioni, però la Clivense ce l'ha fatta. Ma assolutamente, ma noi sapevamo la nostra forza, siamo venuti qua appunto per questo obiettivo e comunque a me come piace sempre dire non sono pressioni perché noi giochiamo a calcio, noi ci piace giocare a calcio, quindi è solo il nostro dovere e quindi poi sapevamo comunque di venire qua e dover vincere e l'abbiamo confermato. Va bene, dai, allora ti lascio andare in di festeggiare. Vediamo un attimo Tobanelli qui, altro grande protagonista di questa promozione. Cosa c'è da dire? Il tuo sentimento, raccontami la festa. Cosa meravigliosa, sono veramente contento. All'inizio era l'obiettivo, ma si sa che non è mai facile, invece ce l'abbiamo fatta, è una roba meravigliosa. Poi con questa società, i tifosi, questo clima è stupendo, veramente. Anche Massalongo qua io non so cosa dire, veramente, che bello. Allora, raccontami le emozioni di questo trionfo. Bellissimo, volevamo a tutti i costi finisse così, ce l'abbiamo fatta. Non possiamo desiderare di meglio, adesso ci resta solo da fare un po' di festa. Abbiamo visto uscire un po' così acciaccato, però la felicità va anche sopra, no? Sì, dai, era la stanchezza della partita di domenica, ma comunque tutto bene, sto bene. Adesso pensiamo solo a divertirci, a festeggiare. Come è giusto che sia. Vai, con Dario Venitucci, un altro dei grandissimi protagonisti. La tua doppietta è ancora impressa, no? Contro l'Ambrosiana che poi ha sancito poi questo trionfo di oggi. E anche grazie a giocatori come te oggi sei potuto arrivare a questo grande trionfo. No, abbiamo fatto credo una grandissima annata, soprattutto gli ultimi 2 mesi abbiamo fatto quello step in più che ci ha dato ancora più consapevolezza e credo che i risultati si siano visti, quindi credo che abbia vinto la squadra che ha meritato di più. E adesso ci vediamo il momento, adesso dobbiamo festeggiare e ci godiamo questa grande vittoria. È stata una lunga stagione, iniziata il 31 luglio con il primo allenamento, fatta comunque di gioie e dolori perché si sa nel calcio ci sono alti e bassi, però le emozioni che si provano poi in questi momenti sono impareggiabili. Ovvio, perché all'inizio tutta una squadra nuova, quindi c'è sempre quel punto interrogativo, no? Siamo partiti, abbiamo avuto qualche difficoltà, poi molti non avevano fatto mai la categoria, quindi dovevano conoscere un attimino. E poi abbiamo cominciato a scalare la classifica, abbiamo chiuso il girone d'andata primi in classifica, poi abbiamo avuto quel periodo un po' così che però poi ci ha fatto compattare ancora di più e ci ha fatto fare un rush finale credo alla grande, nonostante sia difficile giocare alla Clivense perché sai ogni domenica gli avversari danno più del 100% e tu sei sempre obbligato a vincere perché giustamente se pareggi è già un risultato un po' così e quindi credo che questa squadra abbia dimostrato una grande personalità e va fatti i complimenti a tutti quanti veramente. Vai, allora ti lasciamo i festeggiamenti, grandi ancora.